Eccoci qui, due loschi tizi al posto di uno. Sorpresona, ciao a tutti amici di Mattoscacco. Allora, come potete vedere, sono qui in compagnia del maestro Fido Niccolò Napoli. E niente, abbiamo detto perché non fare qualche partita insieme? È venuto così dalla Spagna a fare una blitz, poi ritorna. Esatto, un viaggio fatto apposta per voi, Esatto. per tutti voi. Siamo qui quindi pronti per fare un braccio mente? Che faremo? Dai, sì, io direi una mossa a testa che secondo me ci dà più opportunità di vincere. Creeremo un po' più di Ok, suspense. va bene. Quindi, Allora, tempo di gioco? tempo di 10 minuti. gioco. Va bene, sta strabene, mi sta strabene. Proveremo anche un minuto magari. Iniziamo magari con 10. Va bene, va bene. Ok. Ok, scegli tu, fai tutto. Ok, Ok, stiamo giocando sulla piattaforma di Lichess ok. e il nostro avversario è tale Jan Pin. È che il 2003 non è affatto male. E dai, Prego, maestro, allora io faccio questa. ci piace. Hai la mia approvazione. Io dico cavallo F6. Ok, allora movimentiamo un po' il gioco. C5 immediata. Vogliamo dar fastidio al centro bianco. Usti, E lui fa lo due stesso. balle. E allora simmetrichiamo tutto. Anzi, no, sai cosa facciamo? Facciamo C per D4. Ok, allora mi viene in mente un consiglio pratico che nella simmetria il bianco ne esce sempre meglio perché ha quella mossa in più. Quindi Perfetto, se avessimo giocato ai 6 perfetto. saremmo stati un po' peggio. Adesso la mossa è a me e gioco questa per cercare di creare un pedone isolato al nostro povero avversario. Benissimo. Povero perché andrà benissimo per noi. C'è un rientro anche in un'altra apertura. È come c'è una variante della Caro-Kann che si chiama attacco Panov, dove alla fine l'apertura iniziale sarebbe tipo E4, C6, D4, D5. Cambio al centro, riprendo. Adesso ci sono tante frecce. Poi alla fine Ok. si ottiene questa posizione. Quindi poi Ok, penso che possiamo andare tranquilli di alfiere G7. andata. Bene, mi sento più sicuro con la tua presenza qui accanto, chissà perché. Ok, Ok, Fiere G5 è una mossa noiosa perché silenziosamente vuole togliere il difensore del punto D5. Vediamo se riesco a fare altri colori. Sì, penso Con che... questo? ah, forse anche di qua c'è. No, qui non c'è niente, per forza questi qui. Ok, allora ha fatto un colore azzurro, Ok. quindi vuole togliere il suo alfiere, mangia il cavallo, dopodiché mangerà il pedone. E sarà tutto molto difficile per noi, quindi qui Che rottura. gioco questa mossa per complicare un po' il gioco. Qualcuno dirà, beh, tanto lo mangio lo stesso, però prenderemo forse il suo alfiere, avremo un po' di iniziativa sulle case nere. Perfetto, Ci piace. perfetto, sì, sì. Vedo che non ami troppo le posizioni tranquille, almeno in tutte le partite in cui ti ho seguito è sempre uno stile bello impattante. Ok, lui torna indietro. Quando tornano indietro va sempre bene. Ok. Qui non ho bisogno di un attimo per ragionare. Tic tac. Ma se... Non so che non ti piace, ma se faccio cavallo F6 torno indietro anch'io? E beh, cavallo F6. Ok, tu hai detto cavallo F6, quindi andiamo per cavallo F6. Come... In realtà non mi piace perché è come la posizione di prima dove lui ha due mosse in più, perché è come se avesse fatto l'alfiere qui Mhm, e poi da bianco adesso farà un'altra mossa. c'hai ragione. Quindi per essere un po' coerenti probabilmente la mossa poteva essere il cambio in Ok, C3. non volevo cambiare... Va bene, re al sicuro. Eh sì. Adesso che abbiamo messo il re al sicuro vedremo come con Christian attaccheremo senza pietà il nostro avversario. Ok, allora visto che io direi di continuare lo sviluppo e farei un bel cavallo C6. Era quella che avevi in mente anche tu? Sì, sicuramente bisogna completare lo sviluppo. Un'altra che mi veniva in mente è quella che giocherò adesso, cioè la cattura in C4, perché dicevo prima che una delle idee del nero poteva essere
isolare quel pedone centrale. Il pedone isolato è un pedone che non può più essere difeso da altri pedoni. Magnifico. E allora adesso per continuare sempre l'isolamento, mi viene in mente alfiere G4 con l'idea di catturare il cavallo. Potrebbe essere una buona idea. Beh, già l'abbiamo fatta, vedremo, vedremo un po' come Giustamente. continua. Ok, lui torna indietro e dicevo prima, se tornano indietro vuol dire che siamo verso la strada giusta. E contro il pedone isolato, un modo molto semplice di approcciare, di giocare, è cercare di mettere davanti a lui un pezzo leggero. Quindi potrei mettere un cavallo che potrebbe andare qui che blocca, oppure mettere l'altro cavallo, quindi mi Figo. sposto Figo. verso l'esterno perché voglio riandare verso l'interno. Figo. E il pezzo leggero è il cavallo o l'alfiere. Gli altri donna torre vengono chiamati pezzi pesanti e i pedoni purtroppo vengono chiamati soltanto pedoni. Anzi, non vengono chiamati nelle coordinate A per vicino. A chi? non hanno. Ok, donna B3. Ok, donna B3 attacca il nostro cavallo, dietro c'è un pedone non difeso. Ok, penso che non sia un problema. Noi continuiamo con. Ah, oddio, potremmo giocare sia a 5, che non penso sia molto buono perché ce la può scacciare. Io continuerei imperterrito con cavallo B di 5. Ok, Tanto se viene giù con la donna, torre dietro. E sì, avremo del gioco su quest'altro pedone. Ok, faccio una mossa di pre-move così guadagneremo qualche secondo. Ok. Non credo che il bianco catturi, però se catturerà Ok, avremo adesso guadagnato lui qualcosa. l'altra torre secondo te la metterà sulla colonna D, vorrà raddoppiare sulla colonna C. Allora, la condotta di gioco che mi viene in mente per il bianco, quella che definisco, considero migliore, è sicuramente cercare di sostenere il pedone isolato, non tanto per difenderlo, ma perché sostenendo questo pedone poi magari ci saranno case di appoggio per gli altri pezzi, tipo la casa 5 è sempre una casa utile. Ok. Ok, H3. E a questo punto mi sa che abbiamo raggiunto un punto di non ritorno. E quindi direi alfiere per. Ok, alfiere per... Come la vedi? E già fatta. A me piaceva di più magari un cavallo per E3 per rovinare la struttura, che avremmo guadagnato il tempo sulla torre. La giochiamo adesso. Ok. Siamo fiduciosi che quando prima o poi catturerà qui abbiamo sempre questo torre B8 che darà controgioco. Perfetto. Adesso sarebbe bello far giocare anche gli altri pezzi. E Ok, scegliamone uno. sì. Allora, un consiglio potrebbe essere cercare di trovare le debolezze del bianco. Esatto, sto vedendo il pedone 3 Esatto, il pedone 3 è un buon Quindi- obiettivo. con alfiere H6 potrebbe essere interessante. Poi Ok. ci mette dietro una torre non funziona più nulla, Il tempo scorre. molto. Quel cavallo come può arrivare? Che manovre deve fare per arrivare? Tac, 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 tac. Deve fare Beh, in andare- realtà in due mosse però non sono case di Esatto. passaggio. Allora, non so minimamente se sia buona. Mi viene in mente la manovra cavallo E8 D6 F5. Ok, potrebbe essere interessante. Quindi ti direi cavallo E8. Ok, sicuramente interessante. Prima dicevo, se i pezzi tornano indietro, probabilmente c'è qualche problema. Il nostro cavallo sta tornando indietro, ma il suo futuro è andare in avanti. E sempre da tenere sotto controllo la cattura in B7. Lui vuole cambiare i pezzi, qua direi cavallo D6 così. Perfetto, i continuiamo nel pezzi non nostro li cambi. piano. E 3 direi che potremmo puntare Mhm. ad attaccarlo in questo modo. Perfetto. Perfetto. Vediamo, donna D5 non mi piace molto come mossa. Penso che doveva forse essere un po' più coerente migliorando le torri. Cerca i cambi. Cavallo qui Mi vuole il piace, nostro piace cavallo. cambiare.
Quindi o accettiamo il cambio Mm. o continuiamo sul nostro piano originale. Sì, mi viene voglia di continuare il piano originale. Ok, allora andiamo col piano originale che era attaccare questa debolezza in E3. Vediamo se cambierà le donne. Intanto se cambia faccio una mossa di pre-move, ossia catturare con la torre Perfetto. in F. Perfetto. E direi perché la torre in F? Perché se catturo con questa forse cattura 7. Invece se poi cambia le donne e mi cattura B7 avrò sempre questo torre B8 che è molto noioso. Sì. Come valutiamo questa posizione? No, Ci piace? abbastanza comoda da giocare. Cioè, più che altro, sì, comoda. C'è anche un bel buco su G3, poi si potrà andare su E2 magari. Sì, da lì andiamo in C3, B5, D6, B7, D8, C6, E5. Cioè, Tutta la scacchiera. esiste un quiz che cioè un quiz, un problema divertente che è con un cavallo senza mai passare dalla stessa casa devi coprire tutte le case della scacchiera. Bellissimo, bellissimo. Però l'ho visto ma non saprei farlo. Ovviamente sono tante forme geometriche da... Allora, lui da come, riprodurre. come si difenderà praticamente? Lui potrebbe spingere, sto progettando. No, non può spingere il pedone. Ostia! F2. Beh, direi che ci vuole coraggio Sì. per fare questa. Qui mi viene in mente un donna 5 così. Vai, donna 5 mi piace, lo pugniamo su questa casa. Così Donna di D2 è molto cattiveria. forte. E tra l'altro questo pedone 3 si diceva prima che è un Sì. obiettivo anche da questo lato. Sì, sì. Il re è un pessimo difensore, cioè quando magari siamo costretti a difendere qualcosa che non possiamo difendere va bene, in quel caso porto il re in gioco, ma non credo fosse questo il caso. Continuiamo. A Tocca te. tocca a me, allora devo fare la mossa giusta. Allora, perché lui vuole cambiare qui. Vuole cambiare le donne. E la mossa giusta forse è questa. Puntiamo all'ingresso in Sì. G3. Il giocatore che attacca evita i cambi dei pezzi. Il giocatore che difende invece li cerca per evitare di essere attaccato con facilità. Quindi questo ingresso. Ok, potrebbe giocare tipo cavallo E4 per scoprire la torre e difendere. Ecco, l'ha cavallo fatta. 4. Giochi con me o giochi? Allora, beh, ritorniamo magari un donna B6 Sì, donna B6. per attaccare. Guadagniamo quel tempo che poi ci permette di magari di attaccare dall'altro lato. Esatto. E mi viene anche in mente, vediamo se poi funziona, che comunque adesso ci ritroviamo con 3 pezzi coordinati su D4, quindi non è da escludere che prima o poi possa arrivare un possibile sacrificio da quel lato. Perfetto. E magari mettiamo una torre Subito. dietro, così abbiamo un quarto attaccante. Che du balls st'uomo. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Beh, forse ora c'è il... Ah no, aspetta che c'è il cavallo del Kaiser. Se non ci fosse stato... Beh, allora dico sempre per mantenere un po' di visposità. Donna 6. Ok, andiamo con donna 6, guadagnando il tempo. E questo è il momento, tocca al nero, questo sacrificio è comunque valido, sia di cavallo che di torre, perché il re e la donna si Sì. trovano lungo la stessa diagonale, quindi portare un alfiere qui sarebbe fantastico. Sì. Ok, donna 6, qui Uh. mettiamoci nei panni del nero, non sappiamo cosa fare, l'idea iniziale era attaccare qui e quindi lui attacca il cavallo e allora dobbiamo analizzare tutte le possibilità finché poi ritroviamo che questa Bam. è quella corretta. Ok, secondo te catturerà di pedone? Sicuramente no, perché vedo che ha un elo abbastanza elevato, 2300. Non mi aspetto che catturi. Se non cattura farà... Che potrà fare? Un donna C4 per cambiare... No, tra l'altro c'è sempre attacco su A2. Eh sì, Quindi...
direi anche abbiamo guadagnato un pedone. Sì. E quindi poi anche F3. Ok, Anche i cambi ci vanno. beh, uno scacco di donna Scacco in volentieri. A2. Va benissimo. Dobbiamo fare un po' di attenzione che Sì. questi due pezzi Sì. puntano F7. Prego maestro. E vediamo. Cerchiamo di... Faccio questa, vediamo se va. L'idea portare un alfiere qui, alfiere F6, cavallo F6. Ok, Me beh, un l'aspettavo. cambio ci sta. Cambiamo in F6, va benissimo. Ok. E adesso vediamo un po'. Tanto il tempo scorre, non è poi tantissimo. Vediamo, cavallo per F3. Direi che comunque va bene. Vediamo se c'è un po' di meglio. Però cavallo per F3. Ok. Va bene, dobbiamo fare attenzione a Ok, F7. torna per B3. Un pre-move. Ok, torna Ok. per B3. Adesso tocca di nuovo al bianco. Che Porta palle. un terzo attaccante, ma tra virgolette chi se ne frega, perché il primo pezzo che cattura è la donna, quindi se io cambio tutto vinco lo stesso. E allora direi di andare verso... Sì, questo non l'ho capito. perché tanto se lui cambia, magari cambiamo tutto. E poi il nostro pedone, come dicevo in Ok. altri video, fa carriera. Sì, questo pedone potrebbe tranquillamente andare verso promozione. Pensa Forse te. un'intermedia col scacco anche. Sì. Tocca... Sì, tocca a noi, però tocca... Ok. Tocca a te, io ho fatto 5. Allora dico... Sì, avrebbe voglia di fare scacco con la torre. Ok, andiamo con lo scacco. Rh4, per Ok. quanto strana la considero anche la migliore. E quello che vuole fare lui probabilmente è Sì, raddoppiare le sì, torri sì, sulla settima. sì. Quindi direi... Allora, faccio questa. Su torre B7. Torre B7, metto la torre dietro. Metto la torre qui. Ok. Cerco di toglierne una. Ok, e vedi, questa è tutta tecnica di finali. Tra l'altro noi stiamo minacciando anche quasi un matto, quasi, diciamo. Esatto, Ok, questo cambiato. cambio non me lo aspettavo in realtà. Ok, va bene tipo torre A3, Torre a 3 va bene. L'ideale per le nostre torri è metterle dietro, però Mm. non siamo in grado. Oppure anche a 4. Tu Vabbè, dici, c'è sempre direi tempo. a 4 per fare a 3. Ok, 1 minuto e 19, non possiamo perderla. Maledetto. Quindi pensa alla prossima mossa. Sì, ok, tolgo da qualsiasi parte, va bene. Mettiamo qui. Ok, mi ritolgo. E lo mettiamo qui, c'è una rete di matto perché G5 porta il matto. Pensate- G5 torre per Mamma H3. mia, che geniaccio che Quindi sei. lui farà scacco di nuovo. E invece no. Ok, fa questa e direi di insistere. Andiamo in Ok, va avanti. bene. E se cattura? E se cattura va bene. Ok, Siamo andiamo. confidenti che il nostro pedone abbia un buon futuro. Anzi, prima scacco direi. Così... Ah no, aspetta. Sì, anche scacco e poi catturiamo questo. Allora, il bianco non ha poi tante mosse, sicuramente qualcosa Deve catturare. deve catturare pedoni e poi sperare che una difesa passiva mettendo la torre dietro Mm. funzioni. Noi invece spereremo che l'attacco... Potrebbe anche abbandonare, per dire. Sì, così risparmiamo 2 minuti di video. Mamma mia, quanti punti prenderò con questa Dove vittoria? andiamo qui? Onestamente. Ah, ha fatto scacco, non l'ho visto. Fatto scacco, il nostro tempo scorre. Maledetto infame. In 3 6? Sì, andiamo in E6, adesso lui cattura. Maledetto infame. A questo punto direi scacco intermedio Ok. e riportiamo il re in una posizione attiva. Perfetto. Ok, Ok, fatto io. giocherà qua a H4. Su H4 faremo un altro scacco, facciamo indietreggiare il re e poi entriamo. Sullo scacco di torre ritorniamo in 6. Mm. Ah, giusto, sì, si può catturare il pedone, giusto. E quindi a questo punto, va bene, lui fa questa mossa. Ok, possiamo... Sì, eliminiamo Ok, pedoni dalla scacchiera. perfetto. Comunque la nostra torre svolge un ruolo attivo perché difende il Benissimo. pedone, taglia fuori il re. Adesso- Esatto, poi potremo fare scacco. Esatto, dove lo Ok, mettiamo in questo? H6 mi viene Perfetto, voglia. H6 mi piace. Ok, Allora, nei peggiori dei casi la vinceremo per il tempo.
Però Ok. tecnicamente dovremmo farcela. Ok, se facciamo scacco di torre avanziamo col pedone? E potrebbe andare bene, prima farei così. Ok. Così ci nascondiamo dietro e guadagniamo spazio. Ottimo. Però se proprio dovesse andare male, ok, lui ha fatto la mossa giusta, Ok. questa. Adesso, va bene, vado un po' veloce. Sì, 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 Vado vai, io? vai. Sì, vai, perché non, non ce la si può fare. Ok, faccio delle mosse soltanto per fargli perdere un po' di tempo. Eccola la manovra, eccola. Grande. E a questo punto, va bene, scegliamo un altro po'. Torre qua. Allora, essendo una partita senza incremento, diciamo che molte mosse sono chiaramente influenzate dal tempo. Adesso sì, ci sarà un momento in cui il mio re darà fastidio alla torre, che potrebbe essere questo il momento, dove lui non potrà allontanarsi troppo. Queste mosse che sto facendo non date molta importanza, ma serve semplicemente per fargli perdere qualche secondo. E, ok, adesso lui andrà a mangiare quel pedone. Re qui, torre questa. E adesso il mio pedone va a promozione. Grande. Se tutto va bene, ce la faremo anche per il tempo, ma non so se... In realtà ho fatto un'imprecisione. Ok, qui non può cambiare, il mio pedone arriva a 2, metto la torre dietro, non mi può cambiare, ok, adesso la promozione è obbligata. E dopodiché vediamo se sarà... Eccolo. Sei un treno. Ok, 2 secondi, un secondo. Sarebbe fantastico vincere la prima partita del video. Fatto, abbiamo vinto. Grande, grandissimo, veramente, che spettacolo. Più Ok. 24 perché uno dice, "Ma perché hai guadagnato così tanti punti? Perché non ho ancora fatto un tot di partite. Che spettacolo ragazzi. Allora, potremmo dare Sì, una rapidissima volentieri, occhiata volentieri. al finale, ai momenti magari più importanti della partita. Quindi vado un po' veloce, metto la posizione che penso che sia quella più importante. E questa è la prima. Sì, È la prima perché lui voleva attaccare, chiaramente con questo alfiere voleva mangiare il cavallo, così come dicevamo prima. Quindi l'alfiere torna indietro e qui dicevo a Christian che magari tornare indietro con il cavallo, seppur mossa sicura, magari per essere coerenti con quanto fatto prima, credo che il cambio qui sarebbe stato sicuramente un po' meglio. Poi la strategia è più o meno quella che abbiamo certo. giocato in partita, quindi isolare il pedone al bianco, magari fare pressione su questo, abbiamo donna 5 e così via. Andando un po' più avanti, e questo piano è molto forte e dopo H3 in realtà quella che mi piace un po' di più forse è catturare. E ti saresti tenuto l'alfiere. E avrei, esatto, mantenuto l'alfiere tornando indietro. Ok. Tanto se cattura qui, in realtà io poi attivo i pezzi. È una mossa, scusa, torno indietro e su questa D5 è improponibile da parte Il sua. D5 non riesce perché poi guadagniamo il tempo Ah contro, sì, sì, avevamo tre contro la attaccanti, donna. scusa, sì, non ho visto, sì, c'era anche la donna. Quindi, e quindi sì, qua considero questa posizione migliore e più facile per il nero che ha la coppia degli alfieri in gioco e poi come obiettivo, un po' come la partita, questo pedone 3 Perfetto. sarà facilmente attaccabile. Adesso vediamo se c'erano altri momenti. Ok, dopo che lui perde il pedone centrale, da nero abbiamo iniziativa, questa posizione deve essere sicuramente persa. Vediamo che propone il computer. Ah, sì, meno 3. Semplificazioni con cavallo F3, cavallo E6. Quindi qui tu già avevi pensato a semplificare per... Sì, io questa posizione la considero molto, Ecco, qui, molto favorevole. e qui mi dovresti rispiegare perché non hai giocato Torre F8, perché ti giuro non riesco Allora, ancora a comprendere. Torre F8 è sicuramente la più sicura e la migliore, Sì, però diciamo quella che aumenta l'audience è fare A5. Così creiamo ok. diciamo, quel momento in cui la gente guarda e dice vabbè come Succede finirà qualcosa. e arriveranno fino alla fine del video, quindi Ok. grazie a tutti per seguire Esatto, il video. Però sì, Torre F8 è sicuramente la migliore, così Ok. limitiamo il suo attacco e poi ci concentriamo per Ok. spingere il pedone. E effettivamente a 5 che ho giocato è molto ambiziosa, è vero che cambi una torre ma non è detto che ci sia una vittoria facile. Certo. Considero la posizione molto favorevole, ma
Sì. Nei finali di torri ci sono tantissime No, eccezioni. chiaro. Ok, poi Ottimo, andato ottimo. un po' più avanti, e qui una lotteria perché con 4 secondi contro 10. Qui avevi un piano, una rete di matto precisa. Sì, allora ci sono alcuni pattern, alcune posizioni che poi tendono a ripetersi, tipo donna, torre, Esatto. e c'è la configurazione che credo che in italiano si chiami dell'elastico, in Ok. cui metti la donna vicino alla torre e poi inseguirà. E, beh, qui si può intuire, gli spazi sono molto aperti, questa torre si trova molto lontano dal re, quindi con qualche scacco si riesce a catturare. Ok. Poi probabilmente Perfetto. potrei non catturare la torre e cercare il Certo, matto, certo. ma con pochi secondi chiaramente è quello che bisogna cercare di fare. Infatti adesso ho fatto delle mosse, taglio fuori il re. Lì avevi catturato il pedone così se finivamo per il tempo Sì, pattavamo. Ok. esatto, non si perdeva. E niente, andare a Tagliato vedere la fuori il prima. re. Ah, ok, così Sì, è qui ha finita. perso per il Ok, tempo, ok. ma il E matto... con qui l'avresti continuata con donna. Sì, magari donna qui, torre giù. Ok. Oppure la donna vicino al Perfetto. re bianco e poi con la torre si dà matto. Perfetto. Bene, buona la prima. Bene, Siamo- io direi lasciamo l'account inalterato. E bene, dai, penso che abbiamo giocato Sì, è una buona partita. Spero sia piaciuta. E bene. come dico sempre, seguite i canali social Grazie. dei vari E seguite di anche Mattoscacco. Nicolo Chess su Instagram. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, Ciao. alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!